Il legno è qualcosa che si sente proprio dentro, no? Dentro. Ci puoi fare quello che vuoi. Mio nonno è partito praticamente come libero, come imprenditore individuale. Abbiamo deciso assieme di costituire questa società nel 76. E segavamo i tronchi e qua sono i tavoloni che si faceva per il ballo. Nel 96 entro in azienda, per un ingresso nuovo con nuova motivazione c'era bisogno appunto di darmi un po' di spazio. Nel 2003 è stata acquisita l'azienda Crema e lì ha segnato un pochettino il nostro passaggio. Mio fratello trasferito definitivamente all'inizio da solo, dopo l'ha seguito la ragazza, quella volta che adesso è l'attuale moglie. Due colombini da soli là, senza nessuno che gli rompesse le scatole, non era male la cosa. Nel 2000, fine 2004, abbiamo acquistato Legni di Carnia e il nostro obiettivo è sempre stato quello, prima o poi, di portare l'azienda a Tolmezzo. E adesso in un anno è cambiato tutto, sia nei macchinari interni, sia nel resto. Coccolare il cliente è la cosa primaria, ma anche verso il fornitore noi si cerca di avere un rapporto molto stretto, molto amichevole. Trattiamo cliente e fornitore allo stesso modo. Mio nonno e mio padre erano uguali, insomma, loro col dipendente una pacca sulla spalla e si va avanti. Io mi sono trovato sin dai primi giorni appunto a mio agio. C'è un'unione quando serve tra i dipendenti, insomma tutto forse sopra la norma. Il fatto di vedere mio padre in azienda sfrecciare per il capannone mi fa solo piacere perché significa che è ancora grintoso, forte, che ha voglia di fare. Mi trovo in un covo di giovani, e quello è importante. Mi dicono sempre, ma sei sempre uguale. Possiamo stare sempre uguali, gli anni ci sono. Sì, qua diciamo che gli stimoli non mancano, ecco, è sempre una rincorsa, ecco. Cioè, arrivare a 40 anni in azienda è già un ottimo traguardo. Io mi auguro che prosegua per altri 100 anni. Continuare così, se non di più, per almeno altri 40. 100 anni. Tutto da inventare.